I pescatori sanno che il mare è pericoloso e che le tempeste sono orribili. Non hanno mai considerato quei pericoli a ragioni sufficienti per rimanere a terra. Il mare è come la musica, contiene e suscita tutti i sogni dell'anima. Due pensieri opposti, ma che descrivono bene le emozioni di tutte le persone che non possono vivere senza il mare. In particolare noi surfisti. Il surf, più di uno sport o un hobby, uno stile di vita. Da quando l'ho scoperto non posso più farne a meno. Sulle coste italiane non arrivano le onde come quelle oceaniche. Così, per chi ama questa attività, diventa fondamentale viaggiare anche per centinaia di chilometri alla ricerca del posto giusto, della condizione giusta, del momento giusto. Io, i miei amici, il mio team, da anni giriamo la penisola alla ricerca delle onde migliori da cavalcare e ci siamo divertiti a riprendere le nostre acrobazie sulla tavola. Abbiamo conosciuto nuove persone, nuovi posti. È nata così l'idea di realizzare un docufilm che raccoglie le nostre esperienze di surfisti nei mari d'Italia. Questo breve video è il trailer di un film che un giorno speriamo di poter realizzare. Surf in Italy. So unforgivable. So now I'm breaking down. I'm throwing away. I never should have given in. No, I think I've got to make a move. I never should have given you away. Now it's too complicated. I'd be so unforgettable. I burned your pictures just in case, so I could just forget your